Well, you can tell by the way I use my walk, I'm a woman's man, no time to talk. The music loud, women walk, being kicked around. This is how I walk. Allora, ecco nuovi negozi che addirittura faranno felici i nostri cari cittadini che si ritrovano da queste parti. Allora, vediamo cosa possiamo fare. Io direi di creare, sono molto curioso ragazzi, il parco per il lancio di SimCity. Guardate un po' che figo, $15.000 ben spesi. Eccolo qui, anche se creerà una zona, come dire, formale ad alto livello, voglio necessariamente crearlo, perché deve essere davvero molto figo ritrovare all'interno della nostra città delle vere e proprie mongolfiere che attirino turisti in maniera sempre più concreta. Aggiungiamo una nuova fermata degli autobus appunto da questa parte per attirare sempre più turisti, perfetto. Questa zona deve essere convertita necessariamente alla zona commerciale, perfetto. Vediamo un po' come sta andando, molto ma molto bene. Guardate un po' come mettono piede appunto le nuove industrie, appunto gettano radici nella nostra nuova zona commerciale. Allora, come sta andando da questa parte? I nostri cari ragazzi stanno vendendo le merci nella maniera proprio migliore. Per quanto riguarda la sezione industriale nella zona della discarica, vediamo un po'. Grandai ad alta tecnologia, date un'occhiata, si stanno evolvendo proprio nella maniera migliore. Evolviamo anche queste piccole strade per garantire loro una grande, come dire, evoluzione. Vediamo come sta andando la nostra discarica, perfetto. Ovviamente ci siamo ripresi per quanto riguardava il deficit finanziario. Date un'occhiata a quanto si guadagna con il nostro turismo. Addirittura dobbiamo far fronte anche alle spese provenienti dall'importazione di carbone, probabilmente nella nostra centrale a carbone stessa. Allora, vediamo un po' cosa possiamo fare. Il nostro nuovo deposito commerciale deve essere necessariamente collocato, perché dobbiamo importare il carbone ovviamente dalle nostre città circostanti. Vediamo dove possiamo metterlo. Dannazione, è proprio un vero problema questo dannato centro appunto di raccolta, anzi come dire, questa sorta di magazzino commerciale. Dove possiamo posizionarlo, dannazione? Vediamo un po', questo ovviamente comprometterà il tutto. Vediamo, ecco, qui abbiamo già la possibilità di collocare come dire, diversi spazi per la costruzione, però non vorrei non limitare appunto le nostre aziende, dannazione, proprio un problema abbastanza grande. Per adesso lasciamolo perdere, ci penseremo più avanti. Vediamo cosa succede intanto. Allora, l'autobus è pieno zeppo, mi fingerò malato e non andrò a lavorare. Male ragazzo mio, male. Vediamo un po' cosa possiamo fare. Non hai l'autobus per andare al lavoro e adesso te lo posizioniamo. Vediamo dov'è la nostra stazione per navette. 24 navette disponibili, ovviamente ricopriamo il massimo delle possibilità. Per quanto riguarda il tram sta andando tutto alla grande, perfetto. Vediamo cosa stanno facendo queste piccole, come dire, queste piccole residenze. Si stanno evolvendo molto bene. Allora, vediamo come sta andando per quanto riguarda le nuove residenze, no, anzi non le nuove residenze, le nuove zone commerciali. Eccole qua. Peppino l'indovino si è posizionato. Peppino cena al trancio, gli ambiziosi hamburger di Carlo, grande il nostro Carlo. Ecco, la criminalità è ancora allarmante da queste parti. Siamo riusciti a raggiungere livelli estremi. 5 crimini commessi al giorno, dannazione. Dobbiamo assumere più sergenti in grazia. Vediamo se qua dentro possiamo fare qualcosa. Due nuovi volanti potranno essere adatte proprio per il miglioramento della nostra sicurezza nelle strade. Perfetto. Allora, come sta andando il nostro casino? 22.000 guadagno al giorno? È ancora un po' pochetto, dannazione. Vediamo se possiamo organizzare una nuova rappresentazione al theater. Perfetto, molto bene. Siamo riusciti a creare una nuova rappresentazione. Quella scorsa quanto ci ha fatto guadagnare? $27.000, perfetto, non è male. Però dobbiamo necessariamente creare una nuova attrazione turistica. Vediamo un po' nella nostra sezione adesso con $211.000 che cosa possiamo fare. Allora, la torre di Pisa potrebbe essere davvero un'ottima attrazione, perché occupa davvero pochissimo spazio e soprattutto garantisce un'attrattiva turistica davvero alta. Vediamo un po', con un'inclinazione di 3,99 gradi i sim avranno difficoltà a camminare dritti dopo aver visitato questa famosissima torre, provenienza Pisa ovviamente. Eccoci bentornati, come potete ben vedere siamo riusciti a raggiungere $288.000, quindi molto vicini al nostro obiettivo per collocare la torre di Pisa. Ripensandoci, ho appena notato che la nostra torre di Pisa non può organizzare dei particolari spettacoli, come dire delle organizzazioni teatrali oppure qualcosa del genere, delle gite turistiche. Invece nei video precedenti avevo affermato che avrei collocato appunto nelle vicinanze del nostro centro turistico un vero e proprio, come dire, centro culturale, un vero e proprio centro espositivo. Investi in un centro espositivo e trasforma così la tua piccola cittadina in una destinazione turistica, organizza eventi emozionanti come per esempio partite di calcio, concerti rock e prepara la tua città all'arrivo di miriadi di fan urlanti. Quindi potrebbe garantirci dei guadagni superiori alla torre di Pisa, ma certamente questo è un qualcosa che deve essere presente nella nostra città. Quindi $150.000 ben spesi, perché ovviamente ho dovuto eliminare una gran parte delle attrazioni turistiche, come per esempio una
delle case da gioco, anche diversi alberghi, per avere la possibilità di collocare il centro espositivo. 150.000 dollari ben spesi, come potete ben vedere, adesso sono chiusi probabilmente in cercasi di personale, e adesso vedremo di ricomporre il nostro assetto commerciale. Aggiungiamo innumerevoli zone appunto commerciali da queste parti, perfetto, addirittura si stanno innovando delle nuove stazioni commerciali appunto da questa parte, perfetto. Vediamo adesso di capire più o meno come migliorare il traffico. Una nuova zona ad alta densità da questa parte, appunto vicino al molo, garantirà l'accesso diretto al nostro centro espositivo. Perfetto, vediamo di aggiungere anche qualche altro negozio da questa parte, molto bene, perfetto. Vediamo se possiamo aggiungere un'altra zona, come dire, un'altra zona appunto del gioco d'azzardo. Eccola qui, una bella casa da gioco da questa parte potrebbe essere un'ottima idea per aumentare i guadagni. Vediamo un po', peccato che non si possono aggiungere dei particolari potenziamenti nei bordi del centro espositivo, però vabbè, 144.000 dollari rimanenti, vediamo cosa possiamo fare. Diamo un'occhiata, stiamo guadagnando così tanto dal gioco d'azzardo, sono contento che ora abbiamo il quartier generale degli affari. Perfetto, sono contento anch'io, amico mio, però mi sa che c'è qualche problemino inerente ai trasporti. Vediamo cosa succede. Deposito per gli autobus chiuso, maledizione. Vediamo cosa succede. C'è carenza di energia, maledizione, vediamo un po', ma anche carenza di acqua. Vediamo cosa succede. 42 kl disponibili, la nostra pompa sta andando proprio del suo meglio, probabilmente non arriverà acqua in maniera concreta. Vediamo un po', manca acqua perché dannazione, ho eliminato questa piccola stradina nell'eliminare quelle piccole pompe dell'acqua. Vediamo se possiamo unirla, molto bene, vediamo come sta andando, perfetto. Anzi, riduciamola, come dire, di livello in modo tale da diminuire il prezzo della manutenzione. Ok, vediamo come sta andando. Probabilmente adesso i problemi dell'acqua saranno rimossi, perfetto, e il traffico tornerà ad essere regolare. Allora, ecco finalmente il nostro centro espositivo inaugurato. Abbiamo la possibilità di programmare un bel evento, abbiamo la possibilità di creare un'organizzazione festiva, ovvero dei motocross. Esso garantirà l'accesso alla nostra città, soprattutto a numerevoli turisti a reddito basso, con un profitto totale di 66.000 dollari per quanto riguarda il massimo. Invece anche l'evento sportivo, con 111.000 dollari come guadagno massimo, avremo l'opportunità di attirare turisti a basso e medio reddito, ma anche, come dire, il concerto rock. Turisti sempre a medio e basso reddito, sempre anche residenti della città, potranno anche garantire alla nostra città un surplus finanziario. Io credo che il concerto rock sia una delle migliori attrazioni disponibili appunto all'interno del centro. Molto bene, la nostra rappresentazione all'interno del centro espositivo se la sta cavando molto bene, il nostro Globe Theater nella maniera migliore, con un grande profitto di circa 19.000 dollari. I turisti arrivano proprio a valanga nella nostra cittadina. Adesso vedremo di inaugurare la nuova stanza, ovvero all'interno della nostra camera, all'interno del nostro casino fantascientifico, la nuova camera razzo torre, aperta soprattutto alla maggior parte della popolazione. Perfetto, vediamo un po', avremo degli altri problemi di energia, però 37 megawatt disponibili dalla regione ci garantiranno un accesso davvero concreto alle nostre possibilità. Ok, adesso vedremo di collocare anche, come dire, l'ultima camera razzo torre. Vediamo un po' come sta andando per quanto riguarda la sezione ovviamente dei nostri turisti. Perfetto, abbiamo un massimo di 360 ospiti disponibili, vediamo se è vero, facciamo due conti, perfetto, abbiamo le possibilità adatte. L'attico potrebbe essere appunto la ciliegina sulla torta per completare il tutto. Date un'occhiata, quest'attico permette ai sim benestanti di vivere come se fossero i capitani dei loro razzi spaziali. Con 10.000 dollari e 100 dollari l'ora possiamo completare ovviamente la nostra scultura. Eccolo qui, perfetto, 10.000 dollari ben spesi. Abbiamo aumentato certamente le possibilità all'interno delle nostre camere degli ospiti, potete vedere che si stanno ampliando sempre in maniera decisiva. Allora, vediamo come sta andando per quanto riguarda la nostra sezione delle attività commerciali da questa parte. Si stanno evolvendo, Peppino l'Indovino sta andando alla grande, ovviamente l'edificio Balducci, accompagnato anche dal parco per il lancio, se la stanno cavando davvero in maniera fantastica. Vediamo cosa succede per quanto riguarda la sezione dei pompieri. Mi sa che ci sono abbastanza edifici bruciati al giorno, vediamo un po' se è vero. 2 camion dei pompieri, però no dai, ce la stiamo cavando proprio in maniera decisa. Ok, completiamo anche questa parte, come dire, di edifici commerciali, perfetto, ma c'è ancora qualche problema per quanto riguarda i nostri trasporti. I tram come stanno andando, maledizione? Vediamo un po'. Ok, tempo di attesa massimo 7 minuti, ce la stiamo proprio cavando nella maniera migliore possibile. Ok, vediamo di eliminare qualche altra piccola industria che non si sta evolvendo. Cercasi personale, dannazione. Un problema di queste città turistiche, come potete ben vedere, è la popolazione, ovvero la nostra popolazione non riesce a espandersi in maniera concreta. Ovviamente non riusciamo a garantire un livello massimo per quanto riguarda la popolazione. Quindi vediamo adesso se ci sono delle residenze che hanno voglia di ampliarsi. Perfetto, probabilmente delle residenze nella parte sud della nostra città hanno voglia di ampliarsi. Quindi vediamo di convertire le nostre strade da media all'alta densità. Perfetto, vediamo come va
adesso, vediamo da questa parte, alta densità appunto per i nostri cittadini, molto bene. Adesso soprattutto il morale dei cittadini aumenterà certamente con le nostre nuove come dire, attrazioni turistiche. Vediamo come sta andando per quanto riguarda la felicità. Ok, felicità residenziale addirittura quasi al massimo, continua a morire gente, è terribile, siamo delusi perché i ragazzi non sono potuti andare a scuola, dannazione. Vediamo un po' che cosa possiamo fare. Innanzitutto vorrei convertire l'intera zona appunto a bassa densità che abbiamo appunto da questa parte in zone a media densità, quindi innanzitutto vediamo di eliminare ovviamente questi parchi a bassa densità, anche il parco acquatico, la destinazione per il barbecue, con dei veri e propri parchi benestanti, ovvero con delle attrazioni anche turistiche, eccoli qua, per esempio dei parchi che potranno convertire la nostra casta di popolazione a una superiore, in modo tale da non far rimanere la maggior parte della popolazione senza soldi, perché ovviamente questa città non è adatta a loro stessi. Ok, aggiungiamo anche qualche altro parco da questa parte, perfetto, vediamo come sta andando adesso la sezione delle modifiche, perfetto, si sta evolvendo tutto nella maniera migliore. Vediamo un po' come sta andando da questa parte, si stanno creando dei veri e propri centri per l'accolta di innumerevoli persone a medio reddito. Un bello skatepark medio da questa parte potrebbe essere ideale. Vediamo un po' come sta andando, perfetto. Vediamo da questa parte se possiamo aggiungere un piccolo campo da basket per far allenare Willy e il principe di Bel Air, perfetto, eccolo qua. Vediamo di aggiungere anche un'altra zona per l'attività della pallavolo, vediamo un po' se può andare bene appunto in sezione longitudinale, perfetto. Vediamo come va adesso per quanto riguarda la nostra sezione dei parchi, perfetto. Allora da questa parte verranno ad abitare una nuova casta di popolazione. Per adesso ovviamente la nostra popolazione sta diminuendo in maniera concreta, 25.000 cittadini su 36.000 ovviamente del mese scorso. Potete vedere dal grafico una grande quantità in meno che continua a diminuire proprio perché stanno per essere eretti nuovi grattacieli, nuove attrazioni, ma soprattutto anche nuove residenze di ottimo gusto per i nostri nuovi cittadini. Allora vediamo un po' se possiamo risparmiare un po' di spazio. Questi piccoli parchi li possiamo eliminare, perfetto, perché da questa parte ovviamente ci sarà l'unico municipio a garantire un'ottima qualità. Anzi, forse possiamo aggiungere una piccola sezione appunto, un piccolo campo di pallavolo per continuare a sollevare il morale. Vediamo come va. Bene, dobbiamo solo attendere qualche attimo e quindi attendere, come dire, che i nostri cittadini arrivino a valanga nella nostra città in maniera da popolarla nella maniera migliore. Siamo riusciti a raggiungere $206.000 probabilmente per innumerevoli guadagni che continuano ad arrivare dal nostro centro espositivo, ma anche dalle grandi rappresentazioni al Globe Theater che sono state appena adesso concluse, quindi una nuova rappresentazione immediatamente al prezzo di $6.000 con $42.000 di profitto totale. La nostra parte destra della nostra città, ovvero la zona a sud, vedremo di concentrarla immediatamente sulla media densità, quindi dovrò ripopolare anche questa piccola zona vicino al nostro deposito dei tram in modo tale da convertire l'intera zona in media densità. La zona ovviamente superiore, vicina appunto alla nostra zona commerciale, verrà resa esclusivamente a bassa densità per popolare ovviamente i negozi e soprattutto le attività commerciali, ma anche i lavori, come dire, un pochino più sporchi nella nostra discarica, ma anche nella sezione oppure delle nostre. Molto bene, come potete ben vedere siamo riusciti a raggiungere i $410.000 grazie all'evento numero 1, ovvero il nostro caro concerto rock. È venuto un grande cantante probabilmente dalla nostra città vicina con $137.000 di guadagni. Avremo la possibilità di rinnovare il nostro impianto turistico, soprattutto il nostro impianto commerciale. Innanzitutto adesso organizzeremo un nuovo evento, una bella partita di calcio, un evento sportivo appunto, o anche una bella partita di NBA. Attirerà sempre una grande quantità di turisti a medio e a basso reddito con un totale di $111.000. I $386.000 disponibili vedremo di investirli direttamente in una nuova attrazione, come per esempio la Torre Pendente di Pisa. Come vi avevo detto, diventerà la perla, il gioiello appunto della nostra cittadina, posizionata appunto nelle vicinanze di questi negozi. Attrarrà una grande quantità di turisti con un'inclinazione appunto, vi avevo detto prima, di 3,99 gradi. Spero che non cadrà proprio quest'oggi, altrimenti distruggerà il negozio del nostro caro Peppino l'Indovino. Allora vedremo adesso di migliorare le strade in maniera concreta, in modo tale da far innovare anche questi piccoli negozi che si ritrovano appunto da queste parti. Guardate che figa la Torre di Pisa, come è stata realizzata anche di notte con le sue luci molto sgargianti. Vediamo da questa parte di aumentare ovviamente questi viali ad alta densità, perfetto. Ovviamente è già in funzione, garantirà l'accesso a 275 turisti, ma una quantità davvero enorme. Potete vedere che siamo riusciti a raggiungere i 41.000 abitanti, si vedono addirittura delle torri, come dire, dei grandi grattacieli che si stanno elevando appunto sul nostro suolo. Quindi stiamo convertendo l'intera città come dire, alla media densità, che sta davvero portando i suoi frutti. Allora all'interno dei prossimi gameplay vedremo un po' di
indirizzare la nostra cara città per quanto riguarda il turismo in maniera molto concreta, eliminando la nostra casa da gioco basilare e modificarla creando magari un casino raffinato o addirittura un casino elegante. Ecco, a questo punto ho bisogno della vostra opinione, fatemi sapere che cosa ne pensate per quanto riguarda sia il casino elegante e sia il casino raffinato. Quindi le vostre opinioni su queste due particolari specializzazioni potrebbero essere davvero molto care, perché esse garantiranno necessariamente la specializzazione della nostra città verso un determinato ambito. Dopo queste grandi rappresentazioni del casino raffinato e soprattutto del casino elegante, la nostra città turistica ovviamente assumerà un aspetto davvero fondamentale. In seguito vedrò di innovare ovviamente la divisione dell'intrattenimento e ci dirigeremo quindi verso la nostra capitale del turismo. Quindi ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate per quanto riguarda questo gameplay, ma soprattutto le tematiche che vi ho appena citato, tramite un voto o un commento. Ciao a tutti ragazzi dal vostro Edward Van Helgen, ci becchiamo all'interno del prossimo gameplay.